Le cifre parlano chiaro. I danni causati dalle trombe d'aria a Leproso, in comune di Premariacco, e Belvedere, in comune di Aquileia, hanno lasciato il segno. Facendo i dovuti calcoli, non meno di 350.000 euro solo per le spese straordinarie, senza calcolare nel dettaglio quelle singole. La natura crea ma distrugge senza batter ciglio. Il bosco di Selva, collina morenica situata al centro dei comuni di Premariacco, Manzano e Butrio, dimostra come il concetto venga messo in pratica senza cognizione sindacale con metodo chirurgico. Diametro inferiore al chilometro, durata meno di 5 minuti, evidente il suo passaggio. Il 60% del bosco è stato cancellato, arrecando ai proprietari danni inquantificabili visto il periodo, soprattutto se questi non è commerciante del suo prodotto, nel senso pratico che il bosco è a uso esclusivamente familiare. Migliaia di quintali di legna da ardere e da recuperare celermente, prima che il colonnello autunno inizi l'accerchiamento, terminato successivamente dal generale inverno. Filari di viti abbattuti con vendemmie compromesse, irreparabili per il futuro. Una cosa è certa, da queste parti, davanti all'evidenza, non piace la parte della guardona muta, perché a queste genti il voyeurismo tipico praticato sotto la linea Gustav non gli si addice. Dunque alzalis manis e sot quil vueli di Comedon, che l'unviar arrive. Da tempo se ne parla, qualche azione punitiva viene applicata, il tutto nel concetto tipicamente italico della serie tutto è possibile, niente impossibile, ma sen furlans, dunque si combina. I rifiuti sono un ingombro da smaltire a tutti i costi. Le amministrazioni comunali di Manzano e Butrio hanno adottato entrambe un proprio sistema di raccolta e smaltimento, ma come sempre in questi casi c'è chi capisce e chi fa la parte dello gnorri. Capita che cittadini residenti nella capitale della Sedia, sulla via di Udine, approfittano dei cassonetti del vicino per smaltire la propria munnezza. Idem fanno gli altri quando intraprendono la direzione opposta. Allora, per correre ai ripari, si allerta la locale polizia municipale nell'evitare l'irreparabile, bloccando alla fonte i furbetti, sanzionandoli con le dovute cure. Apriti cielo. Lamentele indignados del rifiuto facile, che si scagliano contro questo e quello per i metodi applicati tipici di una repubblica ex jugoslava. Poi, per non essere da meno, i due primi cittadini dei rispettivi paesi si distinguono entrambi sulla stampa locale a difesa dei propri sacri confini contro l'usurpatore che non rispetta le regole. Cari sindaci Lidia Driutti per Manzano e Stefano Venturini per Butrio, queste sono solo camarille o liti delle comari, chiacchiere gettate al vento, ascoltate solo da Eolo, inutili alla cultura popolare, serve ben altro. In tempi di internet, collegamenti veloci e banda larga, cosa vi costa sedervi a un tavolo e sistemare la faccenda? Basta poco, dice la logica, ma nel sistema pubblico tale parola non è inclusa nel vocabolario. Verba volant, questa tanto, e scripta manent, molto poco. Viva l'Italia!